Lopez, ex attaccante del Catania, adesso socio dell'FC Paradiso, che il Palermo ha affrontato oggi in amichevole. Un'impressione impressione di questo Palermo. È una squadra ben attrezzata, preparata bene, con un grande staff, un buon allenatore, lo conosco bene. Pippo porta tanto entusiasmo, è uno che ha grinta, che sa il fatto suo, quindi penso che sarà un anno buono per il Palermo, perché penso che è preparato per fare il salto. Posso chiederti, abbiamo visto che c'è stato all'inizio uno scambio di abbracci anche con Filippo Inzaghi, cosa vi siete detti? Non lo vedevo un po', ero contento per quello che aveva fatto l'anno scorso col Pisa, e quindi abbiamo scambiato qualche aneddoto quando eravamo insieme a Milano, quindi molto, molto piacevolmente. Il Palermo è data da tanti come una delle favorite per la prossima stagione di Serie B e ha un reparto d'attacco di tutto rispetto, ha giocatori come poi Ampalo, come Brunori, anche lo stesso Legoron e il giovane Corona. Se ti potessi chiedere un commento, un'impressione di questo reparto d'attacco dei Rosanero, chi ti ha impressionato di più dal vivo? Ma guarda, è ben attrezzata la squadra, ha tante diverse scelte, e questo è importante per affrontare un campionato difficile come è quello della Serie B. Io l'ho affrontato qualche anno fa a Crotone, so che è difficile, quindi se sei ben attrezzato puoi lottare fino alla fine. Secondo me ha più di una scelta positiva. Riguardando invece un po' la tua esperienza da calciatore, Catania è una delle tappe fondamentali. Palermo si ricorda bene di te, ma si ricordano molto bene di te naturalmente i tifosi del Catania. Adesso dalla Serie C il Catania sta provando a risalire la china. Un tuo ricordo di Catania, anche un tuo augurio per la squadra? Io me ricordo i derby di Serie A, tutte e due squadre forti, il Catania che in quei anni ha fatto il record di punti in Serie A, il Palermo che si giocava alle Coppe Europee. Erano anni molto, molto belli. Ovviamente adesso si stanno riprendendo, il progetto del Palermo è un progetto importante, Catania è una delle favorite a lottare, che ha fatto l'anno scorso un buon campionato, però le è mancata la parte finale. Secondo me sarebbe bello vederle in una stessa categoria, perché il derby di Sicilia è un derby molto importante. Ti faccio solo un'ultima domanda. Abbiamo visto oggi il Paradiso. Com'è l'esperienza fuori dal campo anche da un punto di vista dirigenziale? E ti chiedo anche un po' quali sono le aspettative per questa stagione del Paradiso. Le aspettative sono aspettative importanti, proveremo e punteremo ovviamente alla promozione. È un organico molto più forte rispetto all'anno scorso, e adesso di essere in questa parte della scrivania è una sensazione che mi porta tanta adrenalina. Cercavo qualcosa del genere dopo il calcio, sempre mi è piaciuta la parte del management, e questa è una seconda esperienza, la mia prima esperienza è stata in Inghilterra, quindi io mi auguro di quest'anno poter di lottare per cose importanti.